La Camera di Commercio di Agrigento ha organizzato oggi la giornata dell'economia 2024 sul tema Una nuova cultura d'impresa. L'incontro si è svolto stamani presso l'Aula Magna del Polo Universitario di Agrigento a Villa Genuardi. Il programma ha previsto i saluti di Gianfranco Tuzzolino, presidente del Polo Universitario di Agrigento, di Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, di Giuseppe Pace, presidente Unioncamere Sicilia, di Franco Miccichè, sindaco di Agrigento, quindi l'introduzione di Gianfranco Latino, segretario generale della Camera di Commercio di Agrigento. Presente anche le comunicazioni di Giacomo Minio nella sua qualità di presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, di Seggio Attard, direttore della sede di Agrigento della Banca d'Italia, quindi i saluti del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Sì, in occasione in avvicinamento al grande anno di Agrigento Capitale della Cultura, la Camera di Commercio ha inteso promuovere questa conferenza dibattito sul tema della nuova cultura d'impresa, una cultura che non deve avere una visione miope tesa soltanto alla massimizzazione del profitto, ma che deve tendere a farsi promotore di un rinnovato impegno in tema di sostenibilità ambientale, di tutela della legalità e soprattutto di sostenibilità sociale. E in questo senso vorremmo che si aprisse un dibattito con i rappresentanti istituzionali delle associazioni di categoria che abbiamo invitato, del mondo accademico e della politica. Oggi le giornate dell'economia in vista di Capitale 2025, che il ruolo della nostra città in un momento come questo qual è? Ma è un ruolo importante quello della nostra città. Io il messaggio che voglio lanciare agli addetti ai lavori: si è sempre parlato di economia della cultura, perché non è vero che di cultura non si mangia, la cultura porta economia in un territorio se è fatta bene, però io oggi voglio lanciare un messaggio, voglio parlare invece di cultura dell'economia, cioè creare proprio un'etica dell'economia e far sì che questo possa aggregare le varie popolazioni all'infuori proprio dell'aspetto speculativo. Oggi presente a questo forum sull'economia indetto dalla Camera di Commercio, ecco il punto di vista di un funzionario, evidentemente è il massimo esponente dell'economia come la Banca d'Italia. Certamente sono argomenti molto importanti, perché quando si parla di sviluppo, di sostenibilità dello sviluppo è qualcosa che c'è veramente attualissimo. Ci sono diversi interventi in merito su quello che può nuocere o può giovare allo sviluppo economico. Il tema della sostenibilità è certamente centrale, quindi ritengo che gli organizzatori abbiano avuto una splendida idea e quindi Banca d'Italia è qua certamente al servizio della collettività. Giacomo Minio, presidente della Fondazione, ecco il suo punto di vista sia come presidente ma anche come docente universitario. La sostenibilità è un tema fondamentale, peraltro lo vedremo anche all'interno di questo grande processo, di questo grande evento Capitale della Cultura. Sostenibilità, digitalizzazione sono elementi ormai che dobbiamo certamente sposare, lo faremo trasversalmente. Transizione digitale, sono tutti temi che avremo nei prossimi giorni in cantiere, coinvolgendo le imprese, coinvolgendo le attività culturali, coinvolgendo il partenariato, coinvolgendo gli stakeholders. Quindi un'iniziativa assolutamente meritoria che punta il dito su un tema che è un tema del giorno, un tema che dovremo trovare anche nei prossimi mesi a trattare e a mettere un po' a terra. Come Presidente della Fondazione, ecco, ci aggiorni magari sugli ultimi passi? Quindi stiamo lavorando alacremente per mettere tutti i tasselli e iniziare proprio l'attività con il territorio, non soltanto coinvolgendo, per così dire, l'intelligenza, i talenti e quanti vogliono collaborare dal basso, ma cercando di innervare anche questo processo all'interno di un'architrave nazionale. Come sapete è stato approvato il dossier da parte del Ministero, che è un po' l'ossatura portante di Capitale 2025, e da lì adesso cominceremo a lavorare per mettere a terra proprio una serie di iniziative che dovranno però avere una loro per così dire programmazione ed evoluzione nei 5 anni successivi. Viceversa sarà, come dico sempre da economista, costruire il ponte sullo stretto e chiuderlo dopo aver fatto passare una sola macchina. Questa è un'occasione veramente rara
anche perché la Sicilia ha avuto con Agrigento 2 capitali della cultura. Ci sono regioni in Italia che non hanno avuto neanche una città ancora capitale della cultura, quindi prima che Agrigento torni ad essere nuovamente quella designata, ecco, passeranno certamente diversi anni. Allora abbiamo l'esigenza di fare tesoro di queste grandi opportunità e quindi coinvolgere non soltanto il territorio agrigentino, perché sarebbe una diminuzione, ma dobbiamo coinvolgere il territorio provinciale, non dimenticando che la Sicilia tutta è sotto i riflettori della cultura nazionale. Professore Tuzzolino, oggi l'Università accoglie questo interessante convegno della Camera di Commercio su tematiche sicuramente di grande interesse che è l'ecosostenibilità. È un momento molto importante per riflettere su questioni che riguardano sicuramente l'economia e il mondo dell'impresa rispetto a questioni che sono di natura etica, perché il tema dello sviluppo e del progresso si intersecano molto efficacemente solo a partire da una riflessione sull'uomo, sul suo modo di interpretare la modernità e sulla ricerca di nuovi orizzonti e di nuove prospettive. In questo senso sono molto contento che questa riflessione avvenga all'interno del polo universitario, perché il polo si propone come un luogo aperto a tutti, a tutte le intelligenze del territorio, in modo tale che possano convergere qui questioni problematiche e possano essere inserite all'interno del mondo dell'università e della ricerca. Ma direi decisamente sì, noi come Confagricoltura non potevamo mancare a questo importante appuntamento dove si coniuga l'impresa, l'economia, la casa delle imprese, la Camera di Commercio, e quindi in questo momento particolare, difficile, noi veniamo fuori da 4 anni di Covid, dagli effetti della guerra russo-ucraina, dai recenti effetti anche della guerra in Medio Oriente. Un momento di forte instabilità, il settore agricolo sta soffrendo ma è resiliente e credo che oggi più che mai c'è necessità di focalizzare l'attenzione su un grande progetto di rilancio dell'agricoltura del Paese. Oggi l'agroalimentare è il primo comparto dell'economia italiana, contribuiamo per oltre 570 miliardi di euro al PIL nazionale e in questa dimensione è necessario costruire un nuovo modello agricolo, un nuovo modello agroindustriale per gli anni a venire. Siamo una grande realtà economica, insieme al turismo stiamo trainando, in Sicilia questo diventa ancora più forte, stiamo trainando appunto l'economia del paese e credo che oggi dobbiamo anche, proprio come Confagricoltura, spingere molto proprio su una nuova idea di modello agricolo da costruire tutti insieme. Il nostro ruolo è in prima linea come deve essere, ad Agrigento abbiamo un'ottima squadra con un presidente imprenditore che tutti i giorni prova nella sua azienda i problemi e i bisogni delle imprese, un direttore di grande esperienza e quindi siamo qui a testa alta perché sappiamo che Agrigento la CNA è considerata e la CNA fa il proprio dovere anche come forza sociale del territorio.